riassuntivo, io mi pongo il problema del se non ci siamo sbagliati prima, se non abbiamo sviluppato nel corso della nostra vita, al di là di tanti aspetti, un'idea un po' troppo ottimistica della progressiva diffusione dei diritti, della progressiva diffusione tanto delle regole sul diritto dei conflitti armati, ma anche proprio delle regole della convivenza civile, che parevano, anche dopo la fine della guerra fredda, eccetera, andare verso una loro imposizione. Quindi, se vogliamo, compito che non è certo di questa sera, porci seriamente il problema del verso dove andiamo e di quali sprazzi di futuro gli eventi ci indicano, forse di costruire alcuni passaggi che sono andati dimenticati. E a me pare che il problema principale sia un primo problema da definire, su cui qualcosa possiamo dire, è il nesso colonialismo, soprattutto il late colonialismo, cioè il colonialismo della parte recente, lasciando perdere le cose precedenti, e diffusione in forse del sionismo, che a dire il vero ha sempre parlato chiaro, non ha parlato chiaro solo negli ultimi tempi e settimane, ha sempre parlato chiaro, come era successo a qualche altro nella storia, magari loro nemico, ma ha parlato chiaro all'inizio e la gente non ha capito, perché questo è, se adesso io torno a leggere, comunque vado in ordine e vado un attimo per flash per fare prima senza ricostruzioni. Allora vi invito a seguirmi al momento più bello, 8 maggio 1945, resa della Germania, vittoria della libertà, vittoria sul nazifascismo, non solo nel continente europeo ma anche negli altri continenti che avevano contribuito con tanti morti, spesso mandati allo sbaraglio dai paesi coloniali, vero? Le truppe coloniali, alla vittoria si fanno grandi feste, momento di unità e di felicità. O mi sbaglio? Forse non è andata così, forse non ci hanno raccontato. 8 maggio, cioè il giorno stesso della vittoria in Algeria, grandi manifestazioni anche dei combattenti algerini. A Sétif alcuni giovani innalzano, tirano fuori una bandiera che poi diventerà la bandiera nazionale dell'Algeria, e i coloni che seguono e vigilano aprono il fuoco a zero. Morti, confusione, un centinaio di morti in città, tra cui anche una ventina di europei, e anche nei giorni successivi queste cose continuano. Reazione dell'esercito francese e delle truppe, non delle truppe coloniali, delle bande di coloni, perché il presente ha un passato costitutivo forte. Parliamo di le cifre ormai sicure sono tra 45 e 50 mila morti. Voi lo sapevate che nei 60 giorni successivi alla gloriosa vittoria contro il nazifascismo, in cui tutto il mondo si faceva festa, in un paese dall'altra parte rispetto a noi erano state ammazzate 50.000 persone, a proposito del nuovo spirito di libertà e di democrazia che si veniva imponendo. Le cifre sono diverse, ma attenti che questa diversità non è la solita guerra delle cifre, dei numeri. I francesi hanno contato la gente ammazzata dall'esercito e erano 8-10 mila. Il problema è che la gente ammazzata dall'esercito, dalla polizia, è quasi un piccolo numero rispetto alla strage a freddo. Avevano fino a quel momento i nemici erano stati tedeschi, a freddo, compiuta dai coloni, famosi quelli che poi saranno i Penoir. Questo è l'anticipo, 10 anni dopo le stragi nella regione di Costantina, l'inizio, la ripresa di quella tecnica. Noi giuristi usiamo la parola refoulement e non refoulement per dire che non si possono respingere gli immigranti. In questo momento ha preso giuridicamente questo significato, ma ha un significato nella tecnica dell'occupazione coloniale. È nato in Nuova Caledonia, dove era la tecnica di respingere le popolazioni locali sempre più dalle terre centrali verso il mare, perché così si estinguessero, insomma, buttati a mare praticamente. I canati sono riusciti a sopravvivere anche con fortuna e in condizioni terribili. Da lì sono nate poi le successive tecniche del refoulement, perché questo è l'uso della parola, la tecnica coloniale
in Algeria, in altri paesi, in Kenya, ma vado veloce. Cioè ci sono, come dire, anticipi storici già nel colonialismo europeo di quello che stiamo vedendo oggi, anche se le tecniche sono in parte differenti. Sempre a proposito delle origini del dramma di oggi, un sionismo democratico, nel senso che possiamo dire noi, non c'è mai stato. È vero che anche all'interno del sionismo, che comunque era una minoranza netta nel mondo ebraico, nella discussione della prima parte del secolo scorso, c'era chi non voleva scegliere la Palestina, ma erano preoccupazioni di ordine politico, anche etico, ma non c'è mai stato, in chi ha seguito quel progetto, un minimo dubbio sul fatto che bisognava comunque, quale che fosse la scelta di dove andare, realizzare una pulizia etnica. Su questo non c'è mai stato nessun dubbio da parte di nessuno. Ricordo la frase non di uno dei leader, di uno dei futuri leader terroristi della destra sionista, ma di quello che sarà poi il leader ufficiale dello Stato. Qualcuno nella mia gioventù lo vendeva per moderato, mi ricordo bene, quando leggevo le cose di Ben Gurion, che in pieno 37-38, con quello che si sta avvicinando in Europa ai danni delle popolazioni ebraiche, si occupa della fase in Palestina e dice scrive con termini netti: vanno deportati tutti. Si riferiva agli indigeni che devono essere. Piuttosto, ancora qui, soffermo la vostra attenzione su una cosa terribile successiva. Non è che cosa è successo della massa di superstiti ai campi di sterminio? Sappiamo che la loro agonia è durata ancora oltre un anno. È successo lo stesso anche soprattutto per quelli di popolazione ebraica, ma c'è stato un problema che non li volevano, e la maggior parte peraltro degli scampati non era intenzionata a legarsi al sionismo e andare in Palestina. È che non li prendeva nessuno. La presidenza americana provò all'inizio in buona fede a far passare, ma sentite questa cosa che ho saputo studiando per oggi. Il responsabile, un alto funzionario americano, siamo nel 45, seconda metà, un alto funzionario americano fa la guida dei superstiti dei campi di sterminio e dice, manda un rapporto al ministero e dice: questi poveri individui, per loro non è cambiato nulla rispetto a quando c'era il nazismo, se non per il fatto che noi non li sterminiamo, sono lì trattati male, chiusi, eccetera. Risposta: responsabile dei campi, che non sono più campi di sterminio, ma insomma di questa zona dei campi per la Baviera, è il famoso generale Patton, che voi conoscerete attraverso le sue eroiche gesta nel film Patton, generale d'acciaio, o altre scemenze del genere. Orbene, frase effettiva dichiarazione di Patton dovremmo essere nell'ottobre, perché lui poi muore, viene ucciso presto in una cosa strana, ma comunque dice, fatemelo trovare, ecco: Harrison, che sarebbe il nome del funzionario onesto che ha scritto questa cosa, e quelli della sua risma ritengono che i profughi siano esseri umani, cosa che non sono. E questo vale soprattutto per gli ebrei, che sono peggio di animali. Cioè la forza del razzismo contro l'elemento vario è fortissima. Allora su questo si creerà l'asse tra Stati Uniti, in generale farà il gioco dei sionisti, perché per larga parte di questa popolazione non c'è altro da fare che andargli dietro, e fin dall'inizio lo scopo e il sionismo diventa la soluzione del problema europeo e americano, per liberarsi di queste popolazioni. Fin dall'inizio, quindi, al di là dell'esaltazione che può avere preso questa gente, dal punto di vista dell'imperialismo, Israele è un accampamento militare ai confini dell'impero, in cui sta una tribù alleata malvista, ma comunque disponibile a fare una spietata guardia alle popolazioni cosiddette barbare. L'osservazione dello scrittore Kurtz, che è stato da poco un importante giornalista nero
americano che aveva scritto, dice lui stesso adesso, sciocchezze su Israele, ma adesso che è stato in Palestina pochi mesi prima, YouTube ha capito la realtà vera e dice che non c'è niente di meglio di una virtuosa, tra virgolette, violenza scatenata su quella che si ritiene una casta inferiore per essere ammessi nella confraternita delle nazioni occidentali. Questo è stato sempre, le cose dimostrano di saper ammazzare, di saper tenere, di saper schiacciare quelli che noi consideriamo gli altri, di peggio di noi, eccetera, allora forse hanno dei diritti. E questo è lo spirito che è fin dall'inizio. Però c'è nello scacciare popoli cosiddetti inferiori, richiamo alla rivoluzione americana, non si capisce perché o si capisce troppo bene, durante la Nakba una parte, la parte più colta dei coloni che ammazzavano, sgozzavano, eccetera, inneggiavano dicendo è il nostro 1776, non credo che tutti sapessero cosa vuol dire 1776, ma quelli che avevano spiegato sì, cioè si leggevano come i coloni americani che stanno facendo la guerra di indipendenza, solo che i coloni americani la guerra di indipendenza l'hanno fatto con l'Inghilterra, però la massa dei coloni aveva cominciato a correre dalla parte dei rivoluzionari solo quando gli avevano chiarito bene che la dichiarazione di indipendenza non si sarebbe, i diritti non si sarebbero applicati agli indigeni, perché fino a quel momento, cioè, quando ebbero la certezza che valevano solo per loro, ci fu una affluenza in massa. Ecco. Però si leggevano in questa maniera. Non vorrei dire, non nomino neanche il regista, l'autore, poi il regista di Exodus, un libro, un film tra i più orribili che si siano fatti. Questi combattenti nel 1956 aveva dichiarato il combattente israeliano come è un combattente che sputa in faccia le orde arabe e le sfida. Follie. Come? Allora, però, quando io arrivo con questi passaggi, dov'è che vi porto? Quando il primo ministro tedesco, qualche settimana fa, dichiara perché dobbiamo stare con Israele? Perché stanno facendo il lavoro sporco per noi. E non è altro che quello che in fondo il sionismo radicale, quello che però ha vinto, che è stato, potrei dire il sionismo in genere, rivendicava fin dall'inizio, cioè essere l'avanguardia dell'attività europea contro le orde barbariche, così si sono letti loro. Quindi non c'è mai stata nessuna possibilità, non c'è mai stata, al di là delle tattiche eccetera, non c'è mai stata nessuna possibilità. L'intento distruttivo è connaturato, purtroppo, anche di quello Stato, purtroppo forse c'era più opposizione interna all'inizio, anche perché una parte dei primi, non era affatto così, una parte dei primi che sono andati è perché, come dicevo prima, non hanno avuto altro posto dove andare, però questa gente non aveva vinto nettamente, forse nella maggioranza degli abitanti, questa cosa. C'è una cosa ulteriore che mi fa rivedere tutto quello che io sapevo sulla storia della fine del colonialismo, anche nella sinistra. E io penso però che ci sia anche una grave responsabilità da parte degli storici arabo-palestinesi, dei cronisti, eccetera, che non hanno mai ben capito la natura reale del rapporto tra Israele e Sudafrica, quando c'è ancora il Sudafrica dell'apartheid. Mettendolo un po' come cosa che Sharon un giorno, una volta fece una visita in Sudafrica, si innamorò del Bantustan, di questo sistema della segregazione, e quindi ne nacque il fatto che poi chiamò il capo di uno di questi Bantustan, cioè uno di questi pagliacci, zio Tom, del razzismo, che andò a fare un giro di conferenze. Queste sono, è vero, ma sono banalità. Io vi ricordo che Golda Meir, guardate che anche io queste cose a suo tempo, negli anni 70-80, non le sapevo, in questa misura. Golda Meir mandò addirittura nel 74 l'allora ministro della difesa Peres, leader del Partito Socialista, non uno di questi neofascisti, che tornò da Sudafrica entusiasta, parlando di comunità di intenti a cui doveva corrispondere una comunità nell'operare. E la comunanza nell'operare fu l'inizio allora di un intenso traffico d'armi,
che vide il Sudafrica come principale acquirente. Erano armi comprate da Sudafrica privando il popolo sudafricano dei suoi beni, con soldi che sarebbero a loro volta serviti a finanziare l'ordine sionista che privava i palestinesi dei loro diritti. Ben prima degli anni '80, le visite in Israele più o meno segrete dei responsabili della sicurezza sudafricana, quelli che facevano le stragi, erano continue, e anzi è una relazione che si intensifica dal 74 fino alla caduta del governo del regime fascista alla fine degli anni '80. Nei 15 anni in questione Israele esporta armi in Sudafrica per oltre 600 milioni di dollari l'anno. È, senza discussione, cioè, la cosa storica è Israele l'arsenale militare reale di tutte le operazioni del Sudafrica, non solo all'interno ma anche in Africa, nel momento in cui cercava di sottomettere larghe parti, eccetera. E verso la fine, tra l'altro, la collaborazione si stringe anche all'armamento chimico e biologico. Quindi, alcune cose nella storia dell'Africa si capiscono meglio quando riusciamo a entrare in questo. Il regime dell'apartheid ha resistito alle sanzioni internazionali proprio perché dietro aveva un paese non colpito da alcuna sanzione che era in grado di operare un mercato triangolare, soprattutto di armamenti, eccetera, con paesi più grandi, con gli Stati Uniti in primo luogo. Permetto anche di sottolineare, a proposito del discorso chiarissimo e definitivo che ha fatto Alessandra prima, è nel tramonto di questo colonialismo che a livello internazionale si possono imporre i più efficaci strumenti giuridici come i protocolli alle convenzioni di Ginevra. Sono del 77, quando l'Europa accetta di fare questo salto e poi andrà a dire che è il suo livello da sempre, ma farà questo salto, e cercherà di provocare questo salto di qualità a livello mondiale nel momento in cui la battaglia coloniale è definitivamente persa e il Sudafrica è rimasto e il suo alleato sono per un momento isolati. Ecco, è anche da questo momento che la definizione, perché poi c'è anche un linguaggio confuso che bisogna intanto decretare, ma anche cercare di capire perché è così confuso. Per lungo tempo l'esperienza coloniale è stata rivendicata dai giornali, dalla stampa, dagli storici, dagli israeliani. Di colpo questa parola non c'è più e c'è la volontà, vuol dire, non è che il richiamo biblico non esistesse, ma esisteva come dire, ragione morale, di ordine superiore, eccetera, ma il mettersi nei panni del colonialismo, loro avevano in mente più quello americano di quello europeo, ma mettersi nei panni del colonialismo era il linguaggio normale del rivendicato, orgoglioso del sionismo. Da un momento all'altro questo richiamo al colonialismo è diventato imbarazzante, cancellato, eccetera, e c'è questa cosa religiosa che, vuol dire, per uno solo imbarazzante, che però ha delle conseguenze. Uno programma un'alleanza strettissima e molto forte con le chiese evangeliche e con la peggiore destra religiosa cristiana del mondo, e questa è una tragedia. Quando lui dice giustamente delle cose, il problema è che è peggio di alcune decine d'anni fa, perché adesso dietro Israele c'è un rapporto con le sette americane profondissimo. E l'altra cosa era, permettetemi, in un altro clima sarebbe divertente, si sviluppa una incredibile pseudo-archeologia da Walt Disney, non ci sono altre parole per definirlo. Qui c'è un posto che si chiama la città di Davide. La città di Davide è un centro dell'età del ferro, esistente davvero, non si sa chi, come, cosa, si sa per certo però che rispetto alla ricostruzione biblica è nato oltre 200 anni dopo l'eventuale esistenza del re Davide. Però è la città di Davide. Se qualcuno va a chiedere ora gli dicono, beh certo, non potete mica pretendere che nella sala del trono sia scritto Davide. E quindi era Davide dalle 7
dalle chiese evangeliche americane arriva il ringraziamento perché stanno, come dire, questi scavi stanno dimostrando la realtà letterale del testo biblico, cioè siamo del testo biblico riferito appunto siamo ripeto, in una situazione diversa e non ci fosse un dramma di queste proporzioni, è veramente un'archeologia alla Walt Disney, ma che però è forte, sta imponendo a soldi di mezzi, cioè, si inventa cose che vanno contro e se ci fosse più tempo e fossimo in un'altra cosa, siccome io sono che professionalmente negli ultimi decenni mi ero occupato di patrimonio culturale, sulla questione del patrimonio culturale medio orientale e sul modo di procedere di Israele avrei raccontini da farvi che non voglio. Allora, anche per chiudere che ho parlato un po'. Evidentemente non è qui che possiamo cominciare, verifichiamo che non è da qui che possiamo cominciare a parlare dell'inferno prossimo venturo e di che cosa i fatti di Gaza in qualche modo sembrano preludere o anticipare se non si riuscirà a modificare. Certamente c'è un fatto nuovo, anche il richiamo al termine neocolonialismo come lo facevamo alcuni decenni fa, cioè per indicare che l'indipendenza politica non era corrisposta a un'indipendenza economica, ma quella è superato. C'è un fatto nuovo, uno dei più feroci e opprimenti regimi del colonialismo nuovo, tardo, quello degli anni 50 e della seconda metà del secolo scorso, è sopravvissuto e ritorna con forza, inserendo profili nuovi, uno più sgradevoli dell'altro, all'interno di quello, ma in questa sede non vi annoio con questo aspetto, ma bisognerà pure cominciare a discutere di questo, di quella che noi chiamiamo, che marxianamente si può chiamare sussunzione reale. Anche qui, uno degli studiosi più qualificati, Mbembe, parla di situazioni di morte nella vita, cioè i vivi sono già morti e questo è morte nella vita o vita che non è più tale, vita che non è più tale, che non è più degna fin dal primo minuto, corrispondono purtroppo a quello che sentiamo. Ci sono precedenti, certo che ci sono precedenti. La vita dello schiavo nelle piantagioni è morte già nella vita, come sappiamo. Le popolazioni coloniali, soprattutto del XIX e della prima metà del XX secolo, non hanno vissuto crisi del genere, fino a quella definitiva e più terribile dei campi di sterminio. Ora però, questa realtà si moltiplica in tutte le varie forme possibili, dai regimi di occupazione anche locali, pensiamo al fatto che davanti a noi reti di potere, di terrore transnazionali, perché sono reti non statualizzate, guidate da multinazionali molto spesso che si impongono in territori, soprattutto i territori delle risorse rare, magari schiavizzando fette di popolazione, diffondersi di fasce di popolazione prive di status che non hanno alcun diritto e che possono solo girare, spostarsi caoticamente da una situazione all'altra, posto in un circolo perpetuo. L'aveva già anticipato un po' Hannah Arendt, no? Quando diceva è nato un nuovo tipo di uomo, quello che è messo nel carcere di concentramento, cioè di sterminio, da parte dei suoi nemici, e nel campo di internamento da parte dei cosiddetti amici. Cioè, ci sono richiami, ma così, e purtroppo sulla pelle, certo, di Gaza e dei palestinesi, noi vediamo un primo inveramento. Io spero naturalmente di sbagliarmi, che avvengano e che le mobilitazioni eccetera riescano a dare, per carità, a dare un taglio diverso alle cose, ma certo ho la sensazione che andiamo in una direzione di questo genere. Quindi il quadro del diritto umanitario costruito a livello globale dopo le tragedie del XX secolo è sottoposto a prove severe. Ho provato nelle cose che ho scritto, sottoposto a forte stress, nella situazione in cui ci troviamo. Soprattutto perché adesso è un intero popolo
quindi le cifre saltano, fanno un salto di qualità, è il luogo preciso che viene inserito nelle rotte della vita non vita, attraverso l'opera Silo di formazione di morte, pubblico-privata integrata, perché poi il rapporto IDF colonia, questo è una formazione di morte integrata, che operano avvalendoci di una serie di strumenti dinamici, quali frammentazione territoriale, chiusura e espansione di territori, uccisioni arbitrarie gratuite. E in questo clima c'è anche il fatto nuovo a cui è stato accennato sia da Alessandra sia da chi mi ha preceduto, che quanti tra gli operatori internazionali continuano, che sono molti, continuano lodevolmente a cercare di continuare a operare nel quadro di quella globalizzazione umanitaria che pareva essere sul punto di marciare verso una vittoria, un sempre maggiore ampliamento dopo la fine della guerra fredda, può venire addirittura apertamente, in modo osceno, con termini inauditi, criminalizzata. Quindi tragedia. È chiaro sotto i nostri occhi che tutto è in discussione e la solidità di alcune cose non è totale, ma però dobbiamo non adeguarci, ma essere dura, insomma, che alcune cose vanno cercate di salvaguardare. Se poi dovessimo parlare del quid novi tecnico-militare, allora ci sarebbe da discutere dei droni. Allora certo che ci sono novità tecniche, ma non possiamo parlare stasera. La guerra dei droni, l'uso dell'intelligenza artificiale, le tecniche dell'occupazione frammentata, a partire dalle tecniche del bulldozing, sabotaggi di infrastrutture, eccetera, portate all'estremo, sono un altro retaggio che è la nostra riflessione teorico-politica nei limiti in cui riusciamo a farla e a reggere l'emozione nelle cose che sentiamo, ci colpiscono e ci mettono davanti alla certezza solo che il futuro che ci vogliono imporre sarà duro, ma che sarà anche molto duro riuscire, anche se dobbiamo cercare